Il caos sui conteggi delle preferenze dei consiglieri regionali al Tribunale di Padova e la necessità di verifiche anche sui dati della Corte d'Appello stanno determinando una partenza incerta delle attività del Consiglio regionale, dove nel frattempo i consiglieri hanno già iniziato le procedure di accreditamento per l'insediamento al Parlamentino regionale con la consegna delle spille a Foggia di Leonidoro del Consiglio Veneto, anche se non tutti sono sicuri di conservarla a lungo, perché oltre al caos preferenze che potrebbe determinare rivendicazioni da parte dei consiglieri con il più alto numero di voti, sulla composizione del Consiglio regionale pesa anche la decisione della Corte d'Appello di Venezia, che ha accolto le richieste del Movimento 5 Stelle, di fatto stabilendo per la prima volta che la soglia di sbarramento al 3% non vale per il presidente se è sostenuto da un'unica lista. In questo modo entra in consiglio la pentastellata Erika Baldini, veneziana di Chioggia, a scapito di Roberta Vianello, candidata della lista Zaia, veneziana anche lei ma di Fiesso d'Artico, anche se gli equilibri non cambiano visto il peso dei consiglieri di maggioranza e soprattutto lista Zaia e Lega. Il governatore veneto non sembra però intenzionato a fare buon viso a cattivo gioco e annuncia un ricorso che potrebbe ribaltare nuovamente la situazione. In questo caos si dovrà indicare la data della prima convocazione del Consiglio regionale, che dovrebbe avvenire entro il 16 ottobre per la nomina del nuovo ufficio di presidenza. Allo stato però non c'è una data certa e questa situazione potrebbe avere ricadute anche sulla composizione della giunta veneta, che sarebbe già stata decisa da qualche giorno.